La FIGC ha deciso stop ai campionati di calcio dei dilettanti, invece si riprenderanno quelli di Serie A, B e C. Questo quanto deliberato dalla Federcalcio italiana durante un consiglio federale. La scelta si allinea alle posizioni di Vincenzo Spadafora, che recentemente aveva dato il via libera definitivo agli allenamenti collettivi, fissando un incontro con tutte le parti del calcio italiano per decidere se e quando far ripartire i campionati, riunione che si terrà il 28 maggio. Secondo la bozza di calendario, la stagione si prolungherà fino al 31 agosto, ma i tornei dovranno concludersi entro il 20. La Juventus si prepara a riaccogliere i giocatori stranieri tornati in Italia. Dopo il ritorno alla continassa di Ronaldo, il Training Center bianconero ha riaccolto Mattias De Ligt e Wojciech Szczesny per gli esami medici e il primo allenamento dopo i canonici 14 giorni di autoisolamento. Giovedì torneranno in campo anche Khedira e Matuidi, mentre venerdì toccherà a Douglas Costa, Alexandro e Danilo. Entro il fine settimana, quindi, Sarri avrà di nuovo a disposizione tutta la sua rosa, tutti eccetto Adrien Rabiot, che sembra avere ancora qualche attrito con la società campione d'Italia in carica, e Gonzalo Higuaín, rientrato da pochi giorni in Italia dopo essere stato trattenuto in Argentina da problemi personali. L'Inter era vicina a Dries Mertens, anzi, sembrava avercelo in pugno. Poi il colpo di scena con il Napoli ed il rinnovo ad un passo. Marotta e Ausilio, una volta svantita la delusione e l'imprevisto, si sono messi subito alla caccia di altri nomi, che poi tanto nuovi non sono. In primis c'è quello di Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il PSG. Tuttavia, la vera e sostanziale differenza rispetto a Mertens è che il Paris Saint-Germain, almeno per il momento, non ha effettuato alcun approccio per un rinnovo di contratto. Certo, c'è sempre la variabile Icardi, che Leonardo vorrebbe riscattare, ma ottenendo dall'Inter uno sconto rispetto ai 70 milioni previsti negli accordi. Ecco, dovesse saltare fuori qualche intoppo, allora Cavani potrebbe tornare d'attualità, ma in questo momento qualsiasi squadra ha campo libero. L'uruguaiano ha caratteristiche tecniche diverse rispetto a Mertens, solo che il club nerazzurro si trova davanti alla necessità di ricostruire quasi completamente il reparto offensivo, visto che l'unica certezza per la prossima stagione è Romelu Lukaku. Se Lautaro Martinez dovesse andare a Barcellona, infatti, gli innesti obbligatori davanti diventerebbero addirittura 3. Toto Wolff, team principal della Mercedes, in un'intervista video pubblicata sull'account YouTube della Stella d'Argento, analizza la dinamica di come nella scuderia vengano scelti i top driver. C'è una prima parte di dati che guarda i risultati delle gare, indietro fino alle formule junior. Si analizzano i confronti con i compagni di squadra e come questi siano andati rispetto ad altri piloti, senza dimenticare la personalità. Per quel che riguarda la Formula 1, negli ultimi giorni le voci di mercato intorno alla scuderia tedesca sono aumentate. L'annuncio ufficiale della separazione tra la Ferrari e Sebastian Vettel a fine 2020, insieme ai contratti in scadenza al termine della stagione, compresi quelli di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, hanno posto la Mercedes al centro dell'attenzione per quel che riguarda il valzer dei piloti della prossima annata. Oltre ai 2 attualmente sotto contratto e al 4 volte campione del mondo tedesco, l'altro nome accostato recentemente alla casa della Stella d'Argento è stato quello di George Russell, giovane talento inglese in forza alla Williams, ma di proprietà della Mercedes. Negli ultimi tempi il team principal della scuderia ha fatto capire che ci vorrà un po' di tempo prima che i nomi dei nuovi piloti vengano svelati.